Eccoci qui al punto con il sindaco di Lestizza e di Pertoldi. Caro sindaco, ci diamo del tu, ci conosciamo, per cui siamo una vita. anche colleghi, per cui avanti tutta. Lestizza è un comune molto importante del Medio Friuli e comunque la cecità attanaglia, no? Mi sembra. Sì, hai centrato il punto, Enzo. Il nostro è un comune agricolo, no? È un comune agricolo. Tra l'altro vorrei solo chiarire un concetto. Noi abbiamo 6 frazioni, abbiamo 3.600 abitanti. Per il diametro del nostro comune, che è di 54 km quadri, la popolazione dovrebbe essere di quasi 8.000. Quindi che cosa ne consegue? Ne consegue che qualsiasi appalto che il comune di Lestizza faccia rispetto ad altri comuni che hanno ad esempio una o due frazioni costa 3-4 volte. Perché ti dico questo? Perché essendo il nostro un comune agricolo, come ti dicevo, Sì. e subendo ora questo momentaccio della siccità, creerà grossissimi problemi perché io parlando con i cittadini vedo nei loro occhi non la disperazione ma la tristezza, perché ormai già gran parte della coltivazione è persa. Se piove fra 15 giorni non è che risolviamo il problema, doveva piovere un mese fa quando ovviamente c'erano state le semine, no? E di conseguenza questa situazione ci crea davvero grossa perplessità. Io contatto costantemente queste persone, ma purtroppo le previsioni, tra l'altro, non è che siano molto favorevoli e quindi sarà per noi una stagione davvero da dimenticare. Ecco, questo ci tenevo a dirlo e mi dispiace molto per i nostri lavoratori che, ripeto, sono prevalentemente agricoli. Questa era un po' la premessa della nostra intervista. Edi, tu pensi che magari la regione possa venire con qualche ristoro? Perché effettivamente tu hai parlato di lavoratori che vivono del loro lavoro, proprio di agricoltura e proprio anche di certe professionalità che non si trovano più. Cioè, qui È vero. Io guarda, sono molto convinto che la Regione interverrà perché nella mia esperienza di 3 anni di sindaco ho avuto modo di verificare che questa è una regione molto sensibile a quelle che sono le problematiche delle persone, quelle che sono le problematiche dei comuni e ritengo che in qualche modo sicuramente porrà rimedio a questa situazione. Vorrei anche ricordare che, ma non a questa regione, a qualsiasi tipo di regione si possa formare anche in futuro, che sarebbe importante fare un distinguo tra comuni. Il comune di Lestizza, che è un comune agricolo e che quest'anno subirà questa problematica, non ha una zona industriale, non ha una zona artigianale. Di conseguenza, quelli che sono gli introiti che molti altri comuni, anche vicino a noi, anche più piccoli, hanno, Lestizza non li ha. Ecco, io suggerirei alla Regione, nei trasferimenti ai comuni, di valutare questo tipo di impatto, perché è ovvio che un comune che è prettamente agricolo incasserà molto meno di un comune che, non faccio nomi, è, non dico prevalentemente, ma che ha comunque una zona industriale ed una zona artigianale. Ecco, questo è solo un suggerimento, non è una polemica, ci mancherebbe. no, ma Perché, dico, ripeto, è un unicum e io penso che anche l'assessorato competente delle risorse agricole debba considerare questo perché la nostra regione, poi l'agricoltura è, diciamo così, è l'industria tra virgolette primaria e va salvaguardata, soprattutto nelle nostre zone. Quindi io penso il tuo appello sia centrato, sarà raccolto sicuramente anche dai tuoi colleghi e la regione, ma anche l'assessore Zanni che ci ascolta spesso, penso ne farà tesoro. Guarda, Stefano è veramente una persona squisita ed è molto attento a queste cose, ma io vorrei farti solo un esempio così proprio banalissimo, no? Per quanto riguarda ad esempio l'IMU, noi siamo costretti a mantenerlo piuttosto alto perché come sai gli agricoltori non pagano l'IMU, dovrebbero pagare i capannoni, però i contributi dell'IMU vanno allo Stato. Quindi se tu consideri, ripeto, il mancato introito di questo contributo e il resto che ti ho appena accennato, è ovvio che la situazione poi si fa difficile. E ti ripeto, un altro esempio, poi mi taccio davvero.
se l'Estizza deve fare, non so, l'appalto per lo sfalcio, avendo 54 km quadrati di perimetro, gli costa 70.000 euro per 2 anni. Lo stesso comune che è vicino a noi, ma che ha una frazione, gli costa 10.000. Quindi queste situazioni, secondo me, andrebbero valutate nella giusta misura. Ripeto, non è polemica, è solo così una situazione che il nostro comune vive e che mi piace portare all'attenzione. Ecco, tutto qua. Non solo, ma poi c'è l'aggravio anche del costo dell'energia, insomma. Certamente, Insomma, proprio è una tempesta perfetta in sostanza. Ecco, e a questo proposito ti vorrei aggiungere che quest'anno si potrà pagare il surplus di energia con i proventi delle sanzioni che erano destinate alla Regione. Bene, noi non avendo avuto una polizia municipale che in questo senso abbia operato, ti posso dire che l'anno scorso abbiamo avuto 1.540 euro di sanzioni. Noi non abbiamo neanche questa possibilità. È vero che ora con la convenzione che abbiamo fatto nuova con Mortegliano, Talmassons e Castillons avremo la possibilità di mettere gli autovelox e quindi, però è una cosa che forse si potrà magari raccogliere fra 6 mesi. Però, ripeto, il poter pagare surplus della luce con gli introiti, con le sanzioni che ogni comune ha, è importante, noi questo non lo potremo fare, quindi anche lì abbiamo una difficoltà. La conoscenza della comunità, non solo... No, è importante che la gente sappia che adesso ci stiamo operando per la videosorveglianza, per i velox, metteremo insomma tutto, ma non per punire le persone, per dare ordine, perché è giusto che la gente rispetti insomma quelle che sono le regole. E d'altro canto poi sarebbe un introito per il comune, ma non è che lo si fa per fare cassa, chiariamolo, lo si fa perché ritengo che sia una cosa corretta. Ecco, sindaco, la questione delle opere vanno avanti, insomma, no? Perché... Sì, noi abbiamo parecchie cose in cantiere, stiamo ristrutturando la palestra, abbiamo il primo lotto ora di 500.000 euro, ma abbiamo già affidato per il secondo lotto, quindi 800.000 euro li faremo in pratica, se non proprio nuova, ma la rimetteremo in sesto, la palestra comunale, che poi è anche quella che serve la scuola. A giorni inizieremo la piazza di Galeriano, dove siamo stati costretti naturalmente a tagliare tutte quelle che erano gli alberi che ormai erano malati, e quindi dobbiamo ricostruire un po' tutto, ma è questione di giorni, lo inizieremo fra un po'. E poi abbiamo la ristrutturazione di Villa Caccia e Nespoledo che entro settembre-ottobre dovrebbe prendere inizio. Ultima cosa è la ristrutturazione del campo sportivo di Galeriano. Abbiamo deciso di concentrare tutto il calcio a Galeriano, abbiamo avuto un contributo sempre dalla regione di 520.000 euro, quindi rifaremo spogliatori, faremo l'illuminazione, faremo il campo e concentreremo tutto lo sport per quanto riguarda il calcio a Galeriano. Abbiamo un campo sportivo in ogni paese, non ci sono bambini, quindi è chiaro che non sono più un'unità ma diventano un peso, e abbiamo pensato di operare in questo senso. Bene, mi pare bene, una riorganizzazione del territorio che mi pare che la tua amministrazione ha un'attenzione particolare anche per l'ambiente, no? Perché ecco, vorrei ricordarti una cosa, Enzo. Noi quest'anno abbiamo premiato i talenti del territorio. Tu lo sai perché c'eri. È stato veramente una cosa piacevolissima, credo, che ha messo in evidenza quelle che sono le eccellenze del nostro comune. Mi piacerebbe solo ricordarle un attimo solo. Abbiamo la campionessa italiana di judo, che è la Asia Travano, abbiamo il campione italiano under 23 di lancio del disco, abbiamo avuto un ragazzo che ha avuto un contributo di 1,5 milioni per la ricerca sulla fisica, abbiamo avuto il premio letterario Serafini per 5 volte il premio San Simone, e poi abbiamo la nostra perla, la nostra eccellenza, che è la ginnastica artistica, alla quale cercheremo di dare tutto il conforto possibile sia in strutture sia, però non mi voglio sbilanciare, però stiamo operando in questo senso. Questa è l'idea. Comunque mi ha colpito quella serata lì, che è stata veramente bella, molto bella, dove un territorio così ha tanti talenti, soprattutto giovani, che sono il futuro di Lestizza, ma sono il futuro anche del Medio Friuli, oserei dire di più,
del Friuli, insomma. Certo, certo, se tu pensi che abbiamo 3.600 abitanti e abbiamo questi ragazzi che io adoro, perché veramente mi incavolo quando dicono che questa generazione non vale. Non è vero, perché per ottenere risultati come quelli che hanno ottenuto i nostri ragazzi devi metterci impegno, devi lavorare, abnegazione, e solo dopo riesci a ottenere questi risultati. Ecco, ci tengo a dirlo perché a me i ragazzi bravi, quelli che si impegnano, io li adoro. Ecco. E ho visto anche la tua commozione quella sera che è stata... Sì. Difficilmente mi commuovo, però quella sera... valeva la pena, insomma. L'ho fatto anch'io. Senti, per quanto riguarda appunto le associazioni, no? Stanno riprendendo un po', perché la pandemia è andata, adesso c'è l'ombra dell'altra, insomma, però la gente va avanti. Guarda, noi abbiamo 4 compagnie teatrali che hanno già ripreso la loro attività, in particolare una che recita in friulano, spettacoli davvero interessantissimi, e quindi poi abbiamo un'altra associazione che cura in pratica tutti gli eventi che si fanno in piazza. Abbiamo avuto il Giro d'Italia quest'anno. A questo proposito, permettimi, Enzo, di ringraziare davvero Enzo Cainero, ma in particolare l'EDR, nelle persone anche della dottoressa Tobaldo, del direttore generale di Commisso, che ci hanno permesso di sistemare la strada da Mortegliano fino a Basigliano. Un grazie di cuore, perché hanno fatto un lavoro veramente incredibile. Ecco, io credo che sia giusto dare il giusto merito alle persone che in qualche maniera operano per la collettività. Questa era una cosa alla quale ci tenevo. Ed anche bello vedere che quando le istituzioni collaborano e si parlano, le cose si fanno, no? Certo, e poi queste associazioni collaborano sempre quando ci sono queste manifestazioni con appunto queste organizzazioni. Poi vorrei, ultima chicca, se me la permetti, non siamo naturalmente né Palmanova né altri paesi, però noi il 17 settembre avremo il concerto di Pupo. E quindi in piazza avremo l'intermezzo di un'oretta da parte di Sdrindole, e poi un'ora dopo avremo Pupo, e sarà una cosa, credo, bella, porterà un po' di luce dopo tutto questo buio. Avremo poi le associazioni che naturalmente avranno questi chioschi enogastronomici, e avremo anche tutti i bar che potranno avere, e soprattutto 600 posti a sedere, quindi distanziati, ognuno con il suo biglietto, e credo che Pupo sia una persona che piace, insomma. Ecco, questa è la mia idea. È un personaggio essenzialmente che, come si dice, tira nel gergo giornalistico, no? Bene, io ti ringrazio, Sindaco, sei stato chiaro, perfetto. Io ringrazio te, Enzo. Quando vuoi io sono qua. Perfetto, allora mandi e buon lavoro. Grazie, mandi Enzo, ciao. Ciao.